Sindaco, l'allerta fiumi sta interessando anche l'area di Veggiano? In questo momento Veggiano è più preoccupato per la rete minore in quanto i fossi non riescono più a trattenere l'acqua al loro interno, l'acqua è già nelle campagne e sta anche lambendo qualche soglia delle abitazioni della zona sud del mio territorio. Come vi state muovendo? Abbiamo attivato il COC, la protezione civile è attiva da ieri sera con saccate e attivazione di pompe nelle zone in cui si può pompare, perché in certe cose, in certe situazioni l'acqua non sai dove buttarla. Stiamo continuamente monitorando anche però i livelli dei fiumi che per ora, dico per ora, sono abbastanza tranquilli. Sta sentendo la preoccupazione dei cittadini? Sì, i cittadini sono molto preoccupati, soprattutto perché c'è una piovosità brutta, previsioni ancora più brutte. Io voglio essere positiva perché comunque l'arginatura che ho adesso non è certo l'arginatura fragile che avevo nel novembre del 2010. A preoccupare è sempre il ponte di Trambacche. A preoccupare è sempre il Tesina, Trambacche è la zona più fragile del territorio, ho appena fatto un briefing con Genio Civile, credo che non siamo a rischio alluvione, siamo a rischio di allagamenti importanti.